Welcome everybody, buongiorno a tutte e a tutti, questa è Terra dell'America, questo è il nostro appuntamento settimanale sul paese a stelle e strisce qui su Radio Libertà. Siamo ormai a dicembre, è finito anche il penultimo periodo vacanziero per gli statunitensi, ovvero Thanksgiving, che è il giorno del ringraziamento. Anche per questo vi sono state alcune notizie a rilento, ma Thanksgiving, giorno del ringraziamento, ricorderete che è un'importantissima celebrazione per gli americani, si celebra insomma l'accordo fra i nativi americani che salvarono i pellegrini giunti dall'Inghilterra proprio dalla fame, e viene festeggiato in tantissime maniere. Oltre al bellissimo tacchino che si mangia, viene festeggiato anche dall'amministrazione di turno con il Thanksgiving pardon, quindi praticamente, detto proprio in maniera volgarotta, il presidente dell'amministrazione di turno decidono di dare la grazia a delle personalità. È successo quest'anno, ad esempio, a un partecipante, quello che viene definito secondo i PM, uno schema fraudolento per quanto riguarda i bitcoin, le criptovalute, ma Donald Trump, come sappiamo, è molto interessato a questo mondo, e quindi giustamente cerca anche di ingraziarsi i partecipanti, gli ideatori. Ma Donald Trump in realtà ha parlato soprattutto anche di quello che è avvenuto. Avete visto sicuramente le notizie, lo shooting, la sparatoria che è avvenuta purtroppo nella Washington DC democratica, nella Washington DC che i democratici avevano dichiarato come sicura, e che avevano addirittura lamentato le azioni di Donald Trump proprio ai danni di una capitale che, secondo l'amministrazione Trump, era caduta proprio nel crimine più totale. Infatti le statistiche per quanto riguarda i crimini violenti, gli omicidi erano saliti tantissimo nell'ultimo periodo. Con l'aumento e con l'utilizzo della Guardia Nazionale era sceso addirittura per qualche settimana a zero l'indicatore proprio di omicidi, ma purtroppo con la sparatoria che è avvenuta, ad esempio, purtroppo questa scorsa settimana, abbiamo visto anche una risposta che mi ha lasciato basito da parte dei democratici, che avevano lamentato addirittura degli ordini illegali dati al presidente, quando in realtà avete visto purtroppo è morta una ragazza della Guardia Nazionale, ma sembra che il colpevole, anzi è sicuro che il colpevole sia un afgano entrato all'interno del paese nel 2021 proprio con il programma di Joe Biden per quanto riguarda gli afghani che erano collaborazionisti all'interno proprio del paese medio orientale. Parliamo di un Afghanistan che era stato lasciato solo dall'amministrazione Biden una volta insediatosi il presidente democratico, e parliamo anche addirittura di un attacco da parte dei media democratici per quanto riguarda proprio questo, possiamo dire, questo terrorista afghano che sembra abbia collaborato con i servizi segreti americani una volta in Afghanistan, ma che i democratici addirittura danno la colpa a Trump per aver dato l'asilo, quando in realtà probabilmente queste procedure erano già avviate da parte della scorsa presidenza, della precedente amministrazione. Parliamo anche di una notizia molto grave ovviamente per gli americani, che addirittura ha fatto ha fatto intendere che molti sono anche restii ora da parte dei repubblicani, ovviamente sono restii anche per quanto riguarda la missione di immigrati regolari. Quindi non si parla più solo di, giustamente, contrastare l'immigrazione irregolare, ma anche il concedere il visto, come dichiarato anche dallo stesso
Donald Trump, che nel discorso proprio del giorno del ringraziamento, anche questo è una routine dei presidenti, ha dichiarato che metteranno in pausa tutte le pratiche per quanto riguarda i visti e ovviamente anche i permessi di soggiorno, di asilo, per quanto riguarda i paesi del terzo mondo. Ovviamente è una reazione giustamente anche di pancia, vedremo poi come inciderà per quanto riguarda proprio l'ottenimento dei visti, perché già la burocrazia di per sé in realtà è molto difficile. Quello che è avvenuto per quanto riguarda questo terrorista afghano, probabilmente anche con l'appoggio dell'amministrazione precedente, aveva ottenuto corsie preferenziali. Parliamo anche di un afghano che era in possesso quindi di armi semiautomatiche, di pistole semiautomatiche. Parliamo anche di un personaggio che era in possesso di una 44 Magnum, pronto per quindi mettere a ferro e fuoco la capitale. Parliamo anche di Stati Uniti e di un'amministrazione Trump che è reagito anche per quanto riguarda il reparto diplomatico. Infatti, sembra proprio che il reparto della diplomazia americano cerchi di fare lobbying contro l'immigrazione di massa negli altri paesi, quindi di aiutare tutti quei governi che giustamente non vogliono l'immigrazione clandestina, ma anche di personaggi che commettono crimini violenti, come sembra che sia stato dichiarato da un funzionario del Dipartimento statale proprio a Reuters, che è uno dei principali, le più importanti agenzie stampa al mondo. Parliamo anche di Stati Uniti che sembra siano intenzionati con il presidente Trump anche a revocare la cittadinanza a personaggi violenti. Quindi parliamo di tutta una serie di misure proprio contro il crimine violento, finalmente anche che sembra abbiano l'appoggio perlomeno delle istituzioni. Vedremo anche fino a che punto riuscirà a spingersi il presidente in carica, anche perché ricorderete che negli Stati Uniti un giudice federale può bloccare dei disegni di legge, dei decreti presidenziali. Quindi parliamo anche non solo di uno stop che può avvenire al Congresso, ma anche di giudici federali, per un diverso ordinamento giuridico rispetto al nostro. Ma il presidente Trump, e questo sicuramente l'avete visto tutti, ha dichiarato anche che si continuerà il conflitto armato nei confronti delle gang, nei confronti dei cartelli della droga che vengono dallo Stato socialista del Venezuela. Molto, molto importante secondo me sottolineare il fatto che sia uno Stato socialista quello negativo, tra virgolette, perché ha permesso, questo socialismo ha permesso il proliferare di persone violente che più volte direttamente hanno invaso le città americane con personaggi violenti. Ne avevamo parlato più volte in questa rubrica con i membri della gang Prende Agua, ma soprattutto, e questo ovviamente fa male agli americani, agli statunitensi ovviamente, con l'ingresso di stupefacenti fortissimi, come ad esempio, ricorderete, il fentanyl. Quindi parliamo di di uno Stato socialista, quello del Venezuela, che ovviamente è in un conflitto politico con gli Stati Uniti ben prima di queste vicissitudini, ma che non ha fatto nulla o non ha fatto abbastanza per contrastare l'ingresso di persone violente e di sostanze che mettono in pericolo l'incolumità degli americani. E parliamo anche di un Dipartimento della Difesa con a capo Pete Hegseth, che ha dichiarato che probabilmente, anzi quasi sicuramente,
ci sarà un impiego maggiore delle truppe proprio contro il narcotraffico e contro quelli che ha dichiarato addirittura terroristi della droga, tradotto in maniera letterale. Parliamo anche di un presidente Trump che anch'esso si è scagliato contro il Venezuela più volte, ha parlato anche con il presidente Maduro proprio al telefono, ha dichiarato innanzitutto di appoggiare quello che ha dichiarato Hegseth al 100%, nonostante i report dei giornalisti, tra virgolette, avversari, che parlavano di un Hegseth che era stato sfiduciato. E invece il presidente Trump ha dato pure un ultimatum proprio al Venezuela e a chiunque partecipasse a queste operazioni veramente criminali. Parliamo anche di un ultimatum proprio allo stesso regime di Maduro, che risponde brandendo la spada in un discorso pubblico ai militari del 25 novembre 2025. Quindi parliamo di un Maduro che risponde con la spada per mostrare la forza del proprio paese, e mentre Maduro parla di guerra utilizzando strumenti di qualche secolo fa, Donald Trump rimane nel presente e dichiara che lo spazio aereo del Venezuela in questo momento è chiuso. Quindi probabilmente vedremo anche un'ulteriore pressione proprio ai danni del Venezuela, che sembra proprio riceverà anche ai suoi danni delle operazioni via terra, come dichiarato anche dallo stesso presidente Trump, proprio per finalmente mettere fine a questa problematica enorme per gli statunitensi. Ma intanto un'altra notizia che potrebbe interessare anche molti della nostra parte politica in Italia: la Cina e lo Stato cinese è collegato con delle azioni finanziarie proprio a delle compagnie cosiddette green negli Stati Uniti. Anche per questo probabilmente abbiamo visto proprio una spinta da parte dei democratici americani per quanto riguarda le energie rinnovabili. Ricorderete che lo stesso figlio del presidente Biden, il signor Hunter Biden, lavorava all'interno di compagnie elettriche, di compagnie energetiche cinesi, e soprattutto utilizzava l'influenza di quello che allora era l'ex vicepresidente di Obama, proprio per avere accordi probabilmente anche all'interno degli Stati Uniti con le proprie compagnie cinesi. Parliamo anche di report che emergono per quanto riguarda proprio l'amministrazione Biden. Sembra che Donald Trump voglia, come anche dichiarato da lui stesso in un intervento, sembra proprio che Donald Trump voglia mettere fine anche ai documenti approvati con l'autopen, come ha dichiarato Donald Trump in questa scorsa settimana, dichiarando addirittura che Sleepy Joe li aveva voluti, ma che poi erano stati firmati dall'autopen, quindi da una penna meccanica da parte dei suoi funzionari. Quindi queste sono ovviamente dichiarazioni importanti, sì, ma un attacco, diciamo, più un attacco alle direttive della scorsa amministrazione, più che una vera denuncia, probabilmente. Parliamo anche di un Donald Trump che si è scagliato contro l'ex possibile vicepresidente, scusate, Tim Walz,
del Partito Democratico, che ricorderete aveva corso nel 2024 con Kamala Harris, ma Donald Trump ha dichiarato che Walz, che tra l'altro aveva criticato più volte lo stato fisico, tra l'altro, di Donald Trump, in realtà, secondo Donald Trump, Walz è un personaggio che non fa niente all'interno del proprio stato, ovvero il Minnesota, perché Tim Walz è governatore del Minnesota, e che addirittura per colpa anche della sua incompetenza e per colpa della sua incapacità, permette alle gang, addirittura appartenenti alla Somalia, di andare in giro indisturbati proprio per le città, mettere a ferro e fuoco le città. Minnesota che, secondo Donald Trump, un tempo era un grande stato, ma per colpa di un'amministrazione democratica scadente si è visto purtroppo in difficoltà per quanto riguarda proprio gang straniere. Un Thanksgiving, un giorno di ringraziamento in cui Donald Trump ha ringraziato i cittadini americani, i patrioti e anche ovviamente i soldati, ma ha dichiarato anche che deve finire la difficoltà per i cittadini americani, perché difficoltà per quanto riguarda il crimine violento, perché non possono più essere uccisi, picchiati e derubati, oltre che derisi. Con quest'ultima notizia vi auguro una buona giornata, grazie a tutti per l'ascolto e per l'attenzione, vi auguro una buona settimana e vi aspetto la prossima settimana sempre qui su Radio Libertà. Grazie. We attempt to form a strong political base.